Oh, ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio raccontare una bella storia che ho scoperto ieri sera. Mentre tornavo a casa ho letto un articolo che parlava del fatto che il primo quartiere messo in lockdown da quando è iniziata la seconda ondata a Cheyenne è stato riaperto. Questo quartiere è stato chiuso il 23 dicembre e sono stati in quarantena per 20 giorni. Devo dire che è stato un articolo molto emozionante, commovente, perché qua ovviamente il governo ha agito tempestivamente, ma veramente i cittadini cinesi, il popolo di Cheyenne ha veramente, come dire, è stata come una lotta contro un grande nemico, è un senso di unità veramente grande, che io non mi sarei mai aspettato. E vedere questo quartiere focolaio essere riaperto dopo 20 giorni, 3003 famiglie, è veramente stata una bella notizia. Noi che eravamo nelle zone meno a rischio abbiamo fatto solamente 2 tamponi, loro ne hanno fatti 6 tamponi in 20 giorni. Ovviamente ieri hanno fatto festa, sono scesi tutti giù, ho visto le foto, i bambini con le bandiere, è stato veramente un giorno importante, sia per loro ovviamente, ma per tutta la città, perché la città è stata compatta, è stata unita come non mai. E tra l'altro, mentre a Cheyenne la situazione sta migliorando, già siamo a 5 giorni senza nuovi positivi, nella Cina le cose vanno un po' malino. Certo, per voi i numeri sono bassissimi e quindi non c'è da preoccuparsi, ma qua ve l'ho detto, già un solo caso fa cagare addosso le persone. Qua si possono ricaricare le auto elettriche. Prima di chiudere il video parliamo un po' di Taobao. Per prima cosa il prezzo, 2 bottiglie di Maraverna, così siete tranquilli, 25 euro più o meno, spedizione inclusa. Inoltre ho aperto Taobao e in maniera molto facile è possibile vedere dove è arrivato il nostro pacco. Il pacco è quasi a metà strada, è già partito da Shanghai e dovrebbe arrivare domani in mattinata, cioè è una cosa allucinante. Sta viaggiando via terra, quindi con un corriere, con un camion. E niente, la cosa fighissima è puoi vedere in tempo reale la posizione del camion e inoltre tramite la stessa pagina puoi anche parlare direttamente con lo shop. Una facilità unica. Detto questo, vi saluto, vi auguro una buona notte. Ciao a tutti, zaijian.